Che cosa mangia? Più frutta. Beve molto? Acqua sì, non vino. Come mi difendo? Dando spasso in bicicletta. Cambia anche tipo di alimentazione? No, no, no. Un po' più frutta? Tanta frutta e verdure. Caldo torrido in tutte le aree del Veneto e del Veneziano in particolare. A Cavarzere nelle ultime ore si è registrata la temperatura massima di 33,4 gradi centigradi e a Noventa di Piave di 33,6 gradi. Il caldo percepito è stato fra i 37 e i 39 gradi. Oggi, domani e fino a giovedì il disagio sarà intenso su tutte le zone della regione. Per fronteggiare l'afa e il caldo è sicuramente auspicabile seguire i consigli del medico. Il cittadino normale che sta bene, ci sentiamo di consigliare di non fare attività fisica nelle ore più calde, di aprire le imposte la mattina e la sera, cioè nelle ore più fresche, di mangiare frutta, verdura e quanto di più leggero e appetibile possa essere utilizzato, bere molta acqua perché si suda. Bambini molto piccoli e anziani rientrano nella categoria dei soggetti a rischio. Devono fare particolare attenzione anche coloro che sono affetti da patologie croniche come il diabete o i problemi cardiocircolatori. A me piace il caldo, preferisco il caldo al freddo. Credo che ci si possa proteggere di più dal caldo che non dal freddo. Vengo da una zona calda, quindi non mi dà fastidio. Ma cambia alimentazione, beve di più? Assolutamente no. Le temperature alte sono un problema. Cerco di rifrigerarmi con l'aria condizionata, con ventilatori e anche bevendo molto e muovendomi nelle ore meno calde se possibile. Secondo l'ARPAV, l'attuale ondata di caldo dovrebbe protrarsi fino a venerdì, quando l'anticiclone presente sull'Europa lascerà spazio a correnti più fredde da nord-ovest. Nelle giornate di mercoledì e giovedì le temperature in pianura potranno raggiungere punte di 35-38 gradi, con valori poco più miti sul litorale.